Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Focus TG, l'informazione del Veneto e dal Veneto, tante notizie di cronaca, attualità, i nostri approfondimenti, anche oggi in questo Focus TG speciale che vi propone una selezione delle notizie più importanti degli ultimi giorni. Ancora una volta l'appuntamento è arrivato tramite i social. È così che una dozzina di ragazzini, tutti minorenni, si sono ritrovati questa mattina intorno alle 8:30 nei pressi della stazione ferroviaria di Lancenigo di Villorba. Quello che è accaduto dopo è nella ricostruzione dei carabinieri e della polizia locale. I giovani, per futili motivi, si sono affrontati in un violento litigio degenerato in una rissa a tutti gli effetti, finita con il fuggi-fuggi generale all'arrivo dei militari delle stazioni di Villorba e Spresiano, del nucleo radiomobile della compagnia di Treviso e della polizia locale. In pochi minuti le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciare 9 giovani tra i 16 e i 17 anni, tutti provenienti da altri comuni trevigiani. Alcuni di loro presentavano ferite lievi a braccia e testa, ma non è stato necessario ricorrere alle cure mediche. Ecco il racconto di una testimone. Ho visto una pattuglia dei carabinieri con 2 ragazzi, e uno era un ragazzo di colore senza maglietta e un altro ragazzo che stavano parlando con i carabinieri. E poi ho sentito che parlavano di coltelli, che stavano cercando un coltello. I ragazzini raggiunti dai propri genitori hanno chiarito la vicenda alla caserma dei carabinieri di Villorba. La loro posizione sarà posta al vaglio della Procura della Repubblica per i minori di Venezia. Rischiano una denuncia per rissa. Una vicenda grave e inquietante che ricorda quanto accaduto nelle scorse settimane in centro a Treviso. Episodi che impongono alle istituzioni un intervento urgente. È un fenomeno che ci preoccupa e che stiamo monitorando da tempo. Il disagio giovanile lo combattiamo in varie forme. Questo successo oggi invece ci deve far pensare e suggerire un passo ulteriore con un'attività di coordinamento tra comuni per individuare per tempo gli autori di questi atteggiamenti. Noi come Comune di Villorba stiamo implementando il sistema di videosorveglianza con una 50ina di telecamere, ma è fondamentale la collaborazione di tutti. Bisogna creare una rete tra famiglie, scuole e istituzioni, evidenzia il sindaco Soligo, che poi avanza una proposta. Perché non fare anche fare dei lavori socialmente utili ai colpevoli, che forse questo farà ragionare. Operazione contro l'ISIS sul dark web in diverse città italiane, coinvolte anche Verona, Padova e Rovigo. La Polizia di Stato e i Carabinieri hanno eseguito numerose perquisizioni disposte dalla Procura distrettuale di Roma per associazione con finalità di terrorismo internazionale. Sono state coinvolte 29 persone. Nel veronese 2 le perquisizioni nei confronti di 2 cittadini marocchini in regola con il permesso di soggiorno, residenti nella Bassa Veronese. Nel corso di una di queste perquisizioni gli agenti hanno sequestrato un telefono cellulare. Ad entrambi gli uomini, tutti e 2 sulla quarantina, è stato contestato il reato previsto e punito dall'articolo 270 bis del Codice Penale per aver promosso l'organizzazione terroristica ISIS sul dark web. Dal XII al XX secolo l'Arsenale è stato il cuore dell'industria navale veneziana, un'industria spesso all'avanguardia mondiale per produzione e metodi di produzione. Una vocazione alla quale lo si intende riportare con un salone nautico che non è solo esposizione, ma iniziative a 360 gradi legate alla cultura del mare. Tornare al mare, tornare alla nautica, tornare alla cantieristica, tornare al lavoro con i piedi per terra, tornare all'uso dell'Arsenale nella sua più antica accezione, questo è nelle corde, nel senso, nel segno di Venezia. La musica e le parole dell'inno di Mameli, eseguite dal coro del Teatro La Fenice, accompagnati poco dopo da 2 aeromobili di ultima generazione della Marina Militare col Gonfalone di Venezia, hanno dato vita ad una kermesse che mette in primo piano anche la sostenibilità ambientale.
La sostenibilità nella nautica, per esempio, è molto importante, per esempio, non solo per ovviamente le ricadute ambientali, chiaramente, ma anche per fruire del mare nei silenzi del mare, per cui andare ad elettrico o con l'ibrido, come noi stiamo presentando. Abbiamo dei prototipi anche di foiler, c'è una grande ricerca tecnologica sulle motorizzazioni, ma anche su tutto quanto l'uso e la cultura dell'acqua. Oltre 300 imbarcazioni, di cui 250 in acqua, in tutto il bacino della Darsena Grande e dell'Arsenale di Venezia, ma anche nel bacino medio. Qui dietro di me, per esempio, vedete un'infilata di grandi yacht dai 15 ai 30 metri. Venezia si candida a capitale mondiale della sostenibilità ed è una scelta significativa per una città che è tra le prime a subire i cambiamenti climatici. I veneziani, con la loro intelligenza, con la loro forza anche finanziaria, hanno spostato i fiumi e fermato il mare. Ecco, dobbiamo essere degni di questa intelligenza e di questa forza. Sposteremo ancora i fiumi e bloccheremo ancora il mare, ma non più fisicamente, ma lo faremo nell'immateriale, portando a Venezia il meglio del futuro, la più antica città del futuro. Rilanciamo la proposta di revocare la cittadinanza onoraria di Treviso che è stata concessa nel 1924 a Benito Mussolini, quando era Presidente del Consiglio e quando il potere del fascismo si era già ormai consolidato nel nostro paese. Negli anni 20 quasi tutti i comuni della Marca concessero la cittadinanza onoraria al duce, al pari di quanto fecero i municipi dell'intera penisola. Oggi la questione da storica diventa di attualità con la proposta formalizzata nel pomeriggio all'auditorium della CGIL da Coalizione Civica per Treviso, il Veneto che vogliamo possibile e Sinistra Italiana. Era sicuramente una moda del periodo, probabilmente ispirata dal regime stesso che voleva così contribuire al consolidamento dell'immagine di Mussolini. Certo, a Treviso ha avuto anche delle caratteristiche peculiari, basti pensare che uno dei consiglieri comunali fascisti che il 24 maggio votò la concessione della cittadinanza onoraria a Mussolini, 15 giorni dopo venne arrestato insieme a altri 5 squadristi per aver assassinato un tranviere repubblicano. Per i promotori l'obiettivo è portare la questione in Consiglio Comunale e procedere alla revoca come fatto recentemente dalla città di Adria in Polesine. Non certo una priorità, risponde a stretto giro di posta il sindaco Mario Conte, che passa in rassegna le emergenze del periodo, caro bolletta, guerra in Ucraina, ripresa post-Covid. Mi dedico alla parte quella concreta e alle esigenze quelle reali della società. Le battaglie ideologiche le lascio in questo caso alla sinistra trevigiana, che trova il tempo per dibattere, per discutere su un tema che francamente oggi interessa poco, che appartiene alla storia e di cui francamente non ne sentiamo il bisogno in questo momento, però evidentemente la sinistra oggi vuota di temi amministrativi deve trovare dei temi ideologici e quindi auguro loro buon dibattito, buon confronto. Di certo il dibattito è già aperto e riguarda l'approccio nei confronti della storia. Non rimuoviamo assolutamente niente, anzi riapriamo un dibattito culturale e politico che è necessario e utile per la crescita della comunità civile. La storia non si cancella. Dovremo aprire un sacco di dibattiti su un sacco di persone che hanno fatto il buono, il bello e il cattivo tempo, e quindi io non ne trovo francamente la necessità e l'importanza in questo momento. Subito dopo l'invasione da parte della Russia sono scattati per l'agricoltura aumenti a doppia cifra dei costi di produzione, in particolare per carburanti, combustibili, fertilizzanti, sementi, piantine, prodotti fitosanitari e mangimi. Su tutti l'aumento del prezzo dell'energia è il principale fattore scatenante l'inflazione. I comparti più a rischio in questo periodo sono da un lato la zootecnia con l'aumento del costo dei mangimi e dall'altro lato tutto il settore cerealicolo, florovivaistico e orticolo. Fertilizzanti più 170%, mangimi più 90%, gasolio agricolo più 129%. Previsti aumenti dei costi delle sementi e delle piantine pari al 90%.
Il settore primario è sempre più strategico, il nostro comparto ha necessità di sopravvivere, di mantenere il presidio del territorio e quindi chiediamo al governo interventi immediati per quanto riguarda da un lato i costi, più 170% dei fertilizzanti, e dall'altro lato per garantire il prezzo di vendita finale. Anche i proprietari agricoli che si appoggiano a terzisti per la coltivazione dei loro terreni vedranno aumentare le spese correnti ai massimi storici, in media del 56%. Per l'agricoltura padovana e veneta un anno sempre più difficile e costoso, con l'aggiunta della carenza d'acqua per irrigare e quella dal cielo che scende in modo violento e riesce ad annientare le coltivazioni e i prodotti. Pesa e molto l'assenza della telefonia mobile sul Grappa. Nel versante tra Romano e Pieve, nella zona di Campo Croce, i ripetitori sono stati installati, ma non si sa come mai mancano tutti i collegamenti. Chi vive e lavora, si reca in villeggiatura sul nostro massiccio, è totalmente tagliato fuori dal mondo, con pesanti disagi soprattutto in situazioni di emergenza. Ogni anno ci sentiamo dire le stesse cose, verranno messi in funzione, i lavori sono finiti, manca poco. E poi sono 6 anni che dura, sinceramente siamo esasperati, vogliamo delle risposte certe. Se succede un incidente c'è l'impossibilità di avvertire chi di dovere, il 118. Io nel 2016 ho avuto un ictus, ero qui e ci sono volute 4 ore per portarmi in ospedale. Io ho un rifugio a Varossa e c'ho anche l'atterraggio per l'elicottero 118 a Treviso. E se io dovessi avere una persona che sta male, come faccio io a chiamare l'autoambulanza o l'impronto intervento 118? Non posso chiamare. Il comitato promozionale Campocroce, presieduto da Maria Teresa Pagnacco, ha raccolto e protocollato quasi 2000 firme per richiedere l'attivazione dei ripetitori, con un nulla di fatto, nonostante l'aumento del turismo sul Grappa. Col fatto che adesso c'è la strada pedemontana veneta, il Monte Grappa è molto più usufruibile anche da zone lontane, diciamo. Però si arriva qua e si è tagliati fuori. Perché questo massiccio non ha un servizio pubblico all'altezza degli altri siti turistici? I politici locali fanno delle iniziative, MAB UNESCO, il marchio Terre d'Asolo e Montegrappa, per promuovere il territorio, però è paradossale che un servizio così fondamentale come quello delle comunicazioni venga in qualche modo messo in secondo piano. Deve la vita ai vigili del fuoco che viaggiavano poco dietro il suo auto articolato, un camionista 62enne che venerdì verso le 19 è finito contro il muro di una abitazione in via Altura, la regionale 10, forse a causa di un malore. I pompieri del distaccamento di Este hanno visto il grande automezzo cambiare lentamente direzione e poi schiantarsi contro il muro di una casa. Sono stati proprio loro a prestare i primi soccorsi all'autista dopo averlo estratto dalla cabina di guida, iniziando la rianimazione cardiopolmonare e defibrillando più volte l'uomo per la mancanza di battito cardiaco. L'autista è stato poi assistito dal personale del SUEM e portato in ospedale, sul posto anche i carabinieri. Un miracolo che a causa dell'improvvisa uscita di strada di un mezzo così pesante non ci siano stati altri feriti. Le operazioni di rimozione dell'auto articolato di una ditta di trasporti di Noale sono durate parecchie ore, mettendo in crisi la viabilità lungo la regionale 10. Un capriolo maldestro e decisamente testardo, sì, perché i vigili del fuoco sono dovuti intervenire ieri ad Arqua Petrarca, sui Colli Euganei, per liberare l'animale dalle sbarre in cui era rimasto incastrato. Lavoro finito? Per niente. Appena liberato, infatti, l'ungulato si è nuovamente incastrato, probabilmente attratto da qualcosa, obbligando i vigili del fuoco a liberarlo nuovamente. Non contento, però, l'animale si è incastrato per una terza volta. I soccorritori, questa volta, dopo averlo aiutato, l'hanno trattenuto fino all'arrivo della polizia provinciale, che lo ha preso in custodia per poi liberarlo nei boschi.
Grande festa in Piazza dei Martiri per la partenza della penultima tappa del Giro. Un Giro che quest'anno parla molto di Veneto, oltre alla partenza da Belluno con il traguardo a Treviso della 18ª tappa e domani l'ultima frazione tutta scaligera, ma al 99% già decisa dall'arrivo oggi sul Fedaia dopo i passi dolomitici. È una giornata di festa, di sport, il tempo anche per questa prima parte ci ha aiutato anche ieri e questo è sicuramente positivo. Ho visto ieri sera una Belluno piena di gente e oggi anche penso che sia uno dei più belli eventi a livello per il nostro territorio. Vedere Belluno così che effetto le fa? Beh, è un gran piacere, nel senso che vedere una città tutto sommato non particolarmente animata di solito, no? Quindi è una città tranquilla, vederla oggi invece in questa veste festosa con tanta gente è sicuramente qualcosa che rende felici. Nel parterre in rosa c'è anche chi, in coppia con Amos Mosaner, alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 ha portato nel medagliere azzurro un oro straordinario in una disciplina come il curling che certo non ha il seguito né di stampa né di tifosi che ha il ciclismo. Noi siamo felici perché anche il nostro sport sta iniziando ad essere interessante, nel senso che adesso anche il nostro sport è seguito, ci hanno tifato in tanti, quindi adesso in vista anche delle prossime Olimpiadi speriamo che sia un po' la spinta per la crescita del nostro movimento. Oggi al Giro perché? Perché comunque è giornata di sport vicino a dove vivo io sono di Cortina e quindi perché no vivere un'altra giornata di sport. Lo schianto all'improvviso nel buio della notte, l'auto che finisce contro un muretto di recinzione, un impatto così violento che non ha lasciato scampo al giovane alla guida. Tragedia nella notte a Meiadino San Vitale. La vittima è Giulio Santi, 27 anni. Ha perso la vita alla guida della sua vettura intorno a 00:30 mentre stava tornando a casa. La Fiat Punto guidata dal giovane per cause da accertare dapprima finita nel fossato che costeggia via Bosco Alto, poi ha sbattuto contro il muro che delimita l'ingresso di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco arrivati da Este che hanno messo in sicurezza l'automobile ed estratto il conducente dalle lamiere divelte dell'abitacolo. Nonostante i numerosi tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, per Giulio Santi non c'è stato nulla da fare ed è morto per le ferite riportate. All'origine dello schianto forse un colpo di sonno o forse un malore. La procura di Padova potrebbe affidare ad un esperto l'autopsia per chiarire le cause dell'incidente. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per i rilievi. Lo stabilimento balneare Stella Maris di Sottomarina aprirà mercoledì. Sarà un'apertura con ancora nel cuore il dolore per la scomparsa di Gianluca Fasolin, il suo titolare, tragicamente scomparso a 52 anni nella primissima mattinata di domenica, rimasto schiacciato da una palma durante le operazioni di riposizionamento o rimozione della pianta, caduta per il vento la notte prima. Oggi l'ingresso è ancora sbarrato. Un cartello affisso sul cancello annuncia la chiusura per lutto dello stabilimento. Mancava pochissimo, doveva fare altri lavori e stava correndo, io dico sempre, lui litigava con l'orologio perché voleva fare tutto e fare molto bene. Infatti la spiaggia credo che ad oggi sia quella che meglio dimostra i potenziali di questa città, anche nel rapporto ambientale che lui teneva moltissimo. Infatti poi questa disgrazia, vedere una palma, mi dà la misura insomma di quanto amore ci metteva come imprenditore su tutte le cose che faceva. Fasolin, che lascia la moglie e 2 figli, era assieme ad altre persone nel momento dell'incidente fatale, un incidente sulla cui dinamica ora indaga la magistratura. La palma, alta diversi metri, lo ha colpito dopo essere stata sollevata da una gru. Nonostante il tempestivo intervento del 118, per l'imprenditore non c'era più nulla da fare. Se guardate le mani di questi imprenditori non sono mani da ufficio, ma sono mani che lavorano, che preparano, lavorano a fianco anche dei propri dipendenti, quindi sono imprenditori che sono impegnati in prima persona. Purtroppo accadono anche queste cose. Mi dispiace per la famiglia, insomma, era un investimento fatto anche per i figli, insomma, ecco, quindi, però, sai, c'è bisogno del papà, no? C'è bisogno del papà e poi il papà era giovane. Notando che da Letta a Renzi alla Meloni a Calenda un grido di attacchi e di polemiche, a volte
mi viene voglia di dire ma chi me la fa fare? Io passo 2 giorni con i miei figli e con i miei genitori e tenetevi le vostre polemiche, tenetevi la vostra guerra. Il gelo dal governo, le critiche degli alleati, prima tra tutti Giorgia Meloni, ma soprattutto l'isolamento all'interno del partito, la Lega. Il viaggio a Mosca annunciato dal segretario Matteo Salvini, una trasferta che doveva concretizzarsi a breve e al momento congelato. Per ora nessun confronto diretto con il presidente Vladimir Putin per parlare del conflitto in Ucraina, un'intenzione che aveva destato lo stupore di tutti, compresi i compagni di partito. Luca Zaia evita di entrare nel merito davanti a fatti che non conosco, non esprimo considerazioni, dice, e poi aggiunge. A prescindere dalle notizie e dal fatto che Salvini vada o non vada a Mosca, noi dobbiamo fare in modo che questo periodo che intercorre tra l'inizio della guerra e la fine della guerra sia ridotto al massimo. Spero che si arrivi a un armistizio, spero che si arrivi alla pace, visto considerato che ogni istante che passa fa perdere la vita a persone in Ucraina, e spero anche che vinca il linguaggio della diplomazia sulle prove muscolari. Da Padova l'ex premier Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, liquida il caso con poche parole e un'espressione che già dice tutto. Salvini ha i suoi desideri, per carità. Chi infila il coltello nella piaga senza esitazione è il senatore del PD Andrea Ferrazzi, che dopo aver elencato i trascorsi tra Salvini e Putin bolla così l'idea del leader leghista. Sarebbe un tentativo assolutamente, come dire, improbabile, come giustamente ha detto il ministro della difesa, e noi ci aspettiamo che un leader di un partito che appoggia il governo Draghi, ragioni con il governo per trovare questa volta sì una soluzione che non sia propaganda chiacchiericcio. Quindi qui non servono propaganda, non servono sciocchezze, qui serve serietà e bisogna trovare la soluzione per portare la pace davvero radicata in base al diritto internazionale. Grande adesione allo sciopero indetto dai Cobas e dalle principali sigle della scuola, mentre a Roma scendono in piazza tutte le sigle sindacali per una manifestazione nazionale. Davanti alla prefettura patavina si danno appuntamento i Cobas per dire no ai tagli che la politica vuole fare alla scuola. Che se non si inverte questa tendenza, noi continueremo a trovare classi sovraffollate, aule cadenti, e questo mette a rischio non solo la salute degli studenti, ma mette soprattutto a rischio la possibilità di lavorare in maniera decorosa per noi insegnanti. Noi siamo lì per dare il massimo ai nostri studenti, per far sì che diventino dei cittadini consapevoli. Lavorando con 32-34 alunni per classe, questo non è consentito. Tagli alla scuola significano studenti e cittadini meno preparati, ci dicono. Per i prossimi 2 anni è prevista una riduzione dell'investimento sul PIL per istruzione dello 0,5%, che va a coincidere esattamente con quello che si è deciso di investire in armi. Ecco, noi riteniamo che anche questa sia una cosa totalmente disdicevole. Precarietà e classi affollate, questo è lo scenario che raccontano gli insegnanti. Io ho classi molto numerose, licei di Mestrino, classi da 28 alunni. Adesso c'è un lieve calo demografico, allora siamo passati a 23, però le classi sono decisamente numerose perché terze di 28 alunni non favoriscono l'inclusione, per esempio, fanno fare fatica a seguire coloro che hanno tempi più dilatati rispetto ad altri studenti. E soprattutto nelle prime abbiamo veramente molti studenti, minimo 27, e resto allibito che dopo tutti i proclami ascoltati con il primo lockdown duro, basta classi pollaio, adesso ce ne siamo tutti dimenticati. Quali sono le proposte del governo? È taglio al personale. Veramente una delusione enorme. C'era un'occasione di rilancio, di effettivamente abbattimento del rapporto numero docenti, numero studenti, e invece perso un'occasione. Io sono alcuni anni che insegno e non vedo perché, visto la situazione che c'è adesso a scuola, no? Delle classi sempre molto affollate, c'è bisogno invece di creare più classi e quindi di più insegnanti. È un assurdo che si voglia applicare dei tagli così importanti, assurdo.
hanno approfittato del periodo di pandemia per mettere in piedi una vera e propria rete di commercio online di calzature contraffatte. Sono stati identificati e denunciati per ricettazione e contraffazione 2 fidanzati 35enni della provincia di Treviso. L'operazione della Guardia di Finanza è scattata dopo la denuncia da parte dell'azienda marchigiana proprietaria del marchio. La coppia di lavoratori arrotondava lo stipendio con un illecito secondo lavoro. Di fatto acquistava da fornitori con sede in Cina le calzature contraffatte, riportanti anche il falso Made in Italy, e le rivendeva agli acquirenti con sede in diverse località del territorio nazionale. Calzature che solitamente hanno un valore di mercato sui 500 euro e che invece la coppia offriva al prezzo vantaggioso di 200 euro. Gli indagati offrivano la personalizzazione delle calzature, quindi ogni acquirente era convinto di avere un paio di calzature che era unico nel suo genere e questo probabilmente attraeva molto la vendita di questi articoli. Nell'arco di poco meno di un anno i 2 venditori, utilizzando un account Facebook e un canale Telegram, hanno ottenuto numerose iscrizioni. Sul sito gli acquirenti potevano avere anche il book fotografico delle scarpe offerte. Il giro d'affari che ha messo in piedi la coppia è di circa 7.000 euro nell'arco di poco meno di 10 mesi, giro d'affari che è stato bloccato grazie al nostro intervento a seguito delle perquisizioni disposte dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso. Nell'abitazione dei fidanzati è stata sequestrata merce già pronta per la spedizione e soprattutto i telefoni utilizzati per la gestione online della rete di commercio illegale. Rintracciati e multati una ventina di acquirenti domiciliati tra le province di Bari, Padova, Pesaro, Urbino, Pordenone, Treviso, Venezia, Udine e Vicenza, che hanno dovuto pagare 200 euro di sanzione. 11 di loro hanno anche restituito in sequestro amministrativo le scarpe contraffatte. L'appello della Guardia di Finanza. Gli acquisti devono essere effettuati rivolgendosi a rivenditori ufficiali, utilizzando canali ufficiali, altrimenti si cade nella sanzione amministrativa dell'incauto acquisto. È importante altresì richiedere sempre il documento commerciale a seguito di un'operazione di acquisto, anche se avviene attraverso internet. Io provo a suonare, vediamo un po' se ci risponde. In effetti è un po' prestino perché so che ieri sera hanno fatto tardi. Vediamo se qualcuno risponde. Sì, sono Federico, Enrico. Ah, bene, no, forse non l'abbiamo svegliato. Enrico è piemontese di origine, un paio di anni che però è a Padova, ha 24 anni ed era insomma in campo. Sei elegantissimo, pensavamo di svegliarti invece. Com'è stata la partita? Allora, è stata una partita sicuramente molto tosta, impegnativa, perché comunque Rovigo è una squadra molto impegnativa. Risvegliarsi da campione d'Italia. Sicuramente è un'emozione unica che ti capita, penso, poche volte nella vita e quelle volte bisogna essere i più felici possibili e boh. Diciamo così. Senti, la maglia della partita ce l'hai? La vai a prendere? Questa è la medaglia che vi ha dato il presidente della federazione alla fine della partita, Marzio Innocenti, che tra l'altro è padovano, e questa è la partita. La maglietta che ho indossato alla partita. Penso di incorniciarla e la terrò lì e sicuramente sarà un ricordo fantastico e bellissimo che mi porterò dietro penso tutta la vita. I prossimi giorni avete già un calendario di cene? Diciamo che abbiamo un calendario di cene domani sera e ne abbiamo una in un ristorante che ci viene offerto e poi dopo abbiamo con la società martedì abbiamo tipo un picnic con tutta la società dell'under più piccoli e faremo festa tutti assieme.
era il primo e il più, indiscrezioni ovviamente, che ci hanno detto il più, direi, apprezzato come progetto, e dopo ci ritroviamo a essere sorpassati da Basilicata o da altre regioni. Non nasconde sconcerto e amarezza Mario Pozza, presidente di Unioncamere del Veneto, di fronte alla bocciatura di Neural, progetto cardine del Competence Center di Padova, realtà che mette insieme il mondo accademico ed economico veneto sui temi dell'innovazione. Neural aveva l'ambizioso obiettivo di sviluppare l'intelligenza artificiale a nord-est e tutte le implicazioni derivanti dalla blockchain. Sulla carta un progetto vincente dal valore complessivo di 6 milioni di euro che doveva essere finanziato per il 50% con fondi europei e per il restante 50% con risorse nazionali. La doccia non è soltanto fredda per Unioncamere. Sì, gelata sul Veneto, ancora una volta dobbiamo riscontrare che il Veneto viene emarginato, abbiamo un'emarginazione, lo dico sempre, infrastrutturale, non abbiamo la banda larga coperta dappertutto, non abbiamo lo sbocco a nord, i famosi 20 km tra Sandonà e Portogruaro che non si riesce a venirne fuori, l'alta velocità abbiamo dovuto alzare la voce per averla da Vicenza a Padova, e adesso ciliegina sulla torta, l'unico competence center a livello nazionale che, da quanto ci risulta, in questo momento non è neanche nella graduatoria. Imprese e università si sono messe in moto. L'obiettivo è ribaltare una graduatoria definita ma non ancora ufficializzata e che terrebbe fuori anche le regioni Lombardia e Friuli. Ci siamo già attivati, il Presidente Zaia ha informato, mi ha assicurato il suo impegno per portare a casa il finanziamento, e io mi auguro che adesso si arrivi all'obiettivo. Abbiamo un Ministro che tra l'altro è dello stesso partito, il Ministro Giorgetti, quindi direi che tutto il peso del Veneto sta. La cartina di tornasole sarà quando avremo la risposta, sì o no o al 50%. Io mi auguro che sia un sì pieno. La sanità è il punto cruciale per la vita e per i bisogni dei cittadini. Oggi più che mai si discute della carenza cronica dei medici di base. Troppi i posti vacanti in Veneto. La Regione ha trovato delle soluzioni tampone, scelte sbagliate secondo il Partito Democratico regionale, a partire dalla riforma dell'azienda zero. È giunto il momento di riformare la nostra sanità, commenta Andrea Martella, segretario regionale del PD. Due le questioni da affrontare. La prima è quella relativa alla medicina del territorio, ad una maggiore integrazione sociale e sanitaria che si è andata disperdendo nel corso di questi anni. La seconda questione riguarda il numero di medici e di infermieri, per affrontare un altro enorme problema, che è quello della riduzione delle liste d'attesa per chi deve fare visite o per chi deve fare esami. Non vogliamo fare polemica, termina Martella, ma è ora di fare delle scelte precise. Noi non facciamo polemiche, facciamo proposte, perché crediamo che la sanità del Veneto possa essere migliorata, e le soluzioni tampone di emergenza che sono state individuate dalla Giunta regionale senza neanche tenere conto delle molte valutazioni che sono venute dal mondo sindacale e dalle organizzazioni dei medici, sono scelte secondo me che non hanno quell'efficacia che invece in un momento come questo bisognerebbe seguire. Sicuramente fatto male perché non siamo questi e la gente lo sa. Per fortuna, ecco, devo dire che dopo un primo momento dove c'è stato, mi lasci dire, quasi un accanimento, ecco, nel voler generalizzare. Una ferita che fatica a rimarginarsi, quella lasciata dalle polemiche per le presunte molestie durante la dunata delle Penne Nere di Rimini. Non lo nasconde il neo riconfermato presidente dell'ANA Sebastiano Favero al suo quarto mandato alla guida dell'Associazione delle Penne Nere Italiane. Davanti a lui altri 3 anni, durante i quali dice metterò ancora più impegno rispetto a prima, e guardando agli obiettivi da raggiungere ce n'è uno su tutti. La richiesta di un ritorno di un servizio obbligatorio, proprio per poter formare tutti i giovani anche ad essere pronti in caso di necessità, di emergenze. Purtroppo anche i fatti in corso in questi giorni ci stanno a dimostrare che dobbiamo essere sempre molto pronti e molto attenti. Intanto però c'è un traguardo molto vicino da tagliare, la macchina organizzativa è nel pieno del lavoro. Dall'8 al 10 luglio infatti è in programma il raduno Triveneto ad Asiago, un appuntamento tradizionale sospeso per 2 anni a causa della pandemia e che per questa edizione assume un significato ancora più profondo. Va a coincidere con uno dei nostri altri grandissimi appuntamenti, che è l'Ortigara, per cui il sabato saremo tutti sull'Ortigara
e la domenica saremo sulle vie di Asiago e sfileremo per le vie di Asiago e poi andremo al Sacrario a rendere giustamente onore ai nostri caduti. E questi lavori si sono... Dopo la statua della Maddalena giacente, ritrovata in Inghilterra dopo che per decenni era stata esposta all'intemperie come arredo da giardino, spunta un'altra opera del Canova. Saranno i 200 anni dalla scomparsa del grande artista veneto, sarà l'attenzione mediatica mondiale, fatto sta che a ogni piè sospinto emerge un'opera perduta. È il caso della Maddalena penitente, un dipinto a olio su tela che di recente è stato sottoposto agli esperti della Gipsoteca di Possagno per verificarne la paternità. Dopo una pulizia degli strati superficiali, ormai compromessi da restauri e dal lavoro del tempo, sono emerse molte affinità e analogie con altri lavori del Canova. La valutazione di Moira Mascotto, direttrice del museo, è stata condivisa anche dal presidente della Fondazione Canova, Vittorio Sgarbi, e dall'esperto Stefano Grandesso. I tecnici canoviani, inoltre, hanno condotto approfondite ricerche e dai documenti si può evincere l'esistenza di un dipinto del Canova rappresentante proprio la Maddalena, di cui parlano anche i biografi dell'artista. Studi esterni ed evidenze scientifiche confermano quindi l'attribuzione al grande scultore e pittore e ora tutti potranno vederlo. Il quadro sarà infatti esposto alla Gipsoteca di Possagno dal 23 giugno. Primo giorno della Tredicina con una basilica che torna a capienza piena dopo i 2 anni di Covid e per la prima volta alle 18 la Santa Messa della diocesi di Forlì Bertinoro. 800 anni fa proprio a Forlì Sant'Antonio si rivelò un grande predicatore. Era il 25 settembre del 1222 quando a Forlì Antonio rivelò al mondo il suo dono di predicatore. Straniero in terra italiana, le sue parole toccavano quanti le udivano nel cuore grazie al suo linguaggio semplice e comprensibile, alla sua profonda cultura e alla sua fede. A 800 anni di distanza saranno vissuti nel segno della forza della sua parola i 13 giorni che avvicinano la comunità alla festa del Santo. In Basilica tornano i pellegrinaggi delle diocesi del Veneto, ma non solo, tornano numerosi i fedeli. Nello scorso fine settimana 6.550 i passaggi nella Cappella delle Reliquie, numeri che danno il segno di un ritorno alla normalità. Il momento più atteso, la processione della statua di Antonio lungo le vie della città il 13 giugno. È una cosa meravigliosa e si ritorna alla tradizione che da sempre Sant'Antonio il 13 giugno a Padova viene celebrato con una processione all'aperto per le vie del centro, quindi va benissimo, è una bella cosa. Ma lei l'ha vista in elicottero, in televisione? Certo, è suggestivo. Anche l'anno scorso quando è andato? Sì, bellissimo. Nei 2 anni di pandemia il santo non si è mai allontanato dalla sua gente. Le sue reliquie hanno sorvolato le terre venete nei luoghi simbolo del Covid sull'elicottero nel 2020. La reliquia dell'avambraccio di Antonio, custodita nella Basilica della Salute a Venezia, ha ripercorso lungo le vie d'acqua il cammino che l'aveva portata lì per giungere a Padova nel 2021. A portarlo nelle vostre case con un record di spettatori il lavoro del network Media Nord-Est in uno sforzo corale accanto alla comunità dei frati. A Padova già molti pellegrini, tanti italiani, ma sono numerosi anche gli stranieri con gruppi giunti dall'Europa, Stati Uniti e Cina. 11.483 posti ed è già tutto esaurito per la sfida di andata di domenica 5 giugno. È febbre da promozione in Serie B a Padova, dove all'apertura dei botteghini i tagliandi sono andati a ruba. Confermata la chiusura della curva sud, alle Euganeo si raggiungerà il dato di affluenza allo stadio maggiore dell'ultimo decennio. D'altra parte, dopo la vittoria sul Catanzaro, conquistata quasi sul gong dei tempi regolamentari, servirà tutta la carica possibile ai giocatori di mister Oddo per conquistare in casa il vantaggio necessario ad affrontare il 12 giugno a Palermo gli avversari. Se i tifosi si stanno già organizzando per la trasferta, c'è addirittura una proposta di viaggio via pullman e traghetto da Napoli sul tavolo. Sulla data fissata per il ritorno resta un punto di domanda. Anche a Palermo si vota tra 2 domeniche per le elezioni amministrative e sul tavolo ci sono problemi di ordine pubblico che spingono il capoluogo siciliano a chiedere un posticipo di
2 giorni. Questo si vedrà. Nel frattempo i biancoscudati si godono come buon augurio le parole affidate ai social da uno dei giocatori che di questa squadra hanno fatto la storia. Era il 31 maggio 1992 quando Alex Del Piero scese in campo per la prima volta titolare con la maglia del Calcio Padova. Ale, oggi giochi tu. Esattamente 30 anni fa per la prima volta ho ascoltato queste parole che in qualche modo hanno cambiato la mia carriera e la mia vita, scrive e conclude: auguro anche a voi di trovare e conservare il vostro 31 maggio. Per i biancoscudati, a caccia del ritorno in B, la data potrebbe essere solo diversa. Nascerà, è certo, sulle ceneri di quello che a Padova era considerato un Bronx. Un nuovo passo in avanti per la questura in Vianelli è stato fatto da Palazzo Moroni, che ha approvato in giunta il documento preliminare alla progettazione. Sarà il Comune di Padova, sulla base di una convenzione siglata con il Ministero dell'Interno, la stazione appaltante per la realizzazione dell'opera, un edificio a zero emissioni con una superficie netta di quasi 24.000 metri quadrati, valore totale circa 50 milioni di euro. Abbiamo ottenuto 2 o 3 cose insieme. Primo, l'area è stata, era un'area degradata, per cui è stata bonificata. In più è stato fatto la permuta con l'area della Prandina, grande successo perché era anni che speravamo di avere come patrimonio pubblico. In più le costruire la questura. Non è un gioco di parole, ma 50 milioni di euro vuol dire non solo sicurezza, vuol dire anche lavoro. Quasi 600 gli addetti in organico alla nuova questura. Se il taglio del nastro si attende tra 4-5 anni, entro la fine dell'anno i tecnici di Palazzo Moroni sperano di avere disponibile il progetto di fattibilità economica. Nuova questura in Vianelli. In centro, negli uffici storici della questura, resterà un presidio di polizia. La parte storica della questura rimane, la parte nuova è il proprietario della provincia, non solo destinazione, ma per quanto riguarda la parte storica rimane commissariato del centro. Per cui questo vuol dire sicurezza per la città, vuol dire lavorare per la città. Sono i bambini delle prime classi del comprensivo 2 che, accompagnati dagli insegnanti, si sono dedicati a una lezione di etologia all'aperto, alla scoperta del mondo delle api. Dopo qualche giorno di preparazione in classe hanno approfittato dell'installazione di un'arnia apposita collocata nel parcheggio del centro commerciale Palladio. Un apicoltore professionista li ha accompagnati alla scoperta di questo mondo misterioso. Bambini, adesso vedete le api nell'alveare all'interno che escono dall'uscita, si arrampicano per questa strada ed escono in alto, così non disturbano i passanti e le persone che passano, e loro sono tranquille e non vengono disturbate. Perché quando si arrabbiano loro ti mettono il pungiglione e se la regina ti punge allora muore. Avete visto anche la regina? Sì, è il puntino giallo. Ma qual è? Ha una corona in testa? No! E come si riconosce allora? Con il puntino! Giallo. E dov'è il puntino giallo? Nella schiena. E il miele vi piace? Sì! Le api rappresentano sostanzialmente il nostro futuro, anche se magari non si dà propriamente per scontato. È importantissimo tutelare l'ambiente, specialmente con le nuove generazioni. I bambini vanno istruiti e gli va fatto conoscere quello che è il nostro ambiente, quella che è la natura e l'importanza che ha l'ambiente, specialmente di questi tempi dove le iniziative ambientali sono tantissime, ma in particolar modo il mondo delle api è un mondo che va tutelato. Anch'io ho imparato oggi, c'è sempre da imparare ogni giorno. Ho scoperto che il fuco non ha il pungiglione, non lo sapevo, ho scoperto che un apicoltore prende dalle 10 alle 50 punture a ogni smielatura. E, insomma, abbiamo imparato anche noi insegnanti, è stata una visita utile e l'apicoltore è stato bravissimo. Ovviamente ci ha invitato a consumare miele locale che poi abbiamo scoperto che noi già acquistiamo da lui. Ciao! Questo è tutto, grazie per aver scelto anche oggi l'informazione di Rete Veneta. L'appuntamento, oramai lo sapete, domani a mezzogiorno.